Perfetto, amici di Dentro Fuori Channel, la caccia di nuraghi, in questa seconda sezione del video, perché è una zona che sta dall'altra parte della strada, perché la strada separa l'area archeologica in due punti. Vediamo una serie di menhir a terra, quindi come riportato appunto nella cartellonistica, oltre al raggruppamento di menhir presenti nella parte settentrionale del parco, si dividono una serie di 9 menhir del tipo anicolico, che sono purtroppo ormai adagiati sul piano di campagna. Non è possibile capire ora se siano rimasti in posizione originale dopo essere stati cavati o se siano stati abbattuti in un altro periodo storico. Vediamo da vicino questa serie di menhir. Ok, come al solito è sempre necessario specificare che è vietato sporcare i luoghi, perché se non lo si dice all'essere umano, l'essere umano non lo carpisce. Andiamo un po' più avanti per vedere cos'altro custodisce, quale altra sorpresa ci attende in questo viale molto suggestivo e pittoresco, che vuole sicuramente accompagnarci in qualche altro tesoro, qualche altro gioiello in quel di Pranu Muttedu. Vi ricordiamo, ci teniamo fortemente a dirlo, di venire a visitare Pranu Muttedu. La gestione ha bisogno di noi tutti affinché continui a rimanere questo posto, un posto così stupendo, meraviglioso, intatto. È un parolone, ma comunque gestito in maniera magistrale. Come vediamo qui ci sono le Domus de Janas, come riportato dalla nostra cartellonistica. Anche qui sempre risalenti tra il IV e il III millennio a.C., quindi neolitico finale ed neolitico cultura di Oziri. Quindi si parla di 7 tombe che si trovano nell'area settentrionale del parco e sono la maggior parte ricavate verticalmente nel banco roccioso. In alcuni casi presentano dei pozzetti di ingresso. Cerchiamo di infilarci all'interno con le nostre riprese in differita, che vogliono farvi vedere quello che i nostri occhi e la nostra camera sta vedendo in questo momento e sta riprendendo per voi. Eccoci qui, ci infiliamo qua in mezzo. Purtroppo, signori, qua la nostra domus è totalmente allagata dall'acqua, purtroppo, quindi non possiamo vederla all'interno, ma comunque ne cogliamo le geometrie esterne con lo scalpellino sempre impeccabile. Peccato, volevamo vederla dentro, ma sicuramente non mancherà occasione di tornare sui nostri passi per colorare queste immagini. Ok signori, con questo spezzone da Pranu Muttedu vi mandiamo un grosso abbraccio. Dentro Fuori Channel, la caccia di nuraghi, non live purtroppo, perché non è possibile con la tipologia di connessione che arriva nel territorio di Goni. Ci abbiamo provato, ma puntualmente, come quasi sempre, la telefonia mobile non consente di fare delle riprese live, perché noi vorremmo vivere con voi questi momenti. Vi mandiamo un grossissimo abbraccio con questa ripresa molto particolare e vi rinviamo alla prossima avventura. Ciao a tutti da Pranu Muttedu in Goni.